L'artiglieria verso il campus, esposizione dei progetti del campus, e questo è il titolo del convegno promosso ieri a Nuoro nei locali dell'ex artiglieria di Viale Sardegna dall'AUS di Nuoro, l'Associazione degli Studenti Universitari di Scienze Forestali, un'iniziativa che si colloca nel programma del Maggio Universitario nuorese che ha l'obiettivo di mostrare alla città e al suo territorio quanto il sistema universitario riesce a fare pur tra mille difficoltà. Il campus universitario in questo disegno di prospettiva ha un ruolo importantissimo che potrebbe fare la differenza non solo sotto il profilo dell'offerta formativa ma anche di quella dei servizi culturali e sportivi, un elemento che potrebbe essere importante nella scelta della facoltà da frequentare da parte dei potenziali iscritti, non solo nuoresi. A dibattere del tema professori universitari, rappresentanti delle istituzioni locali, urbanisti e studenti. Ai lavori tra gli altri hanno partecipato Mario Zida, presidente della Fondazione Universitaria, Roberto Borgnoli, presidente della Confindustria Nuorese, Pietro Luciano, presidente del Corpo di Laurea di Scienze Forestali e Ambientali e Simone Toscano, presidente dell'AUS. I lavori sono stati coordinati dal docente Sergio Vacca. Al centro del seminario la struttura che per anni ha ospitato l'artiglieria e un contingente dell'esercito. Sulla base dell'intesa Stato-Regione e Comune di Nuoro, lo spazio urbano di circa 6 ettari al centro della città è stato ceduto al Comune in cambio della costruzione a Prato Sardo di una nuova caserma i cui lavori sono in stato avanzato. Questo al contrario di quanto sta avvenendo per il campus che rimane ancora a livello di progetti sulla carta. E infatti nella sala che ha ospitato i lavori erano esposte alcune idee progettuali per trasformare l'ex artiglieria in un ambiente accogliente per studenti, docenti e per gli stessi cittadini nuoresi chiamati a vivere un'università che per il momento troppo spesso è rimasta isolata, riuscendo ad aprirsi solo in occasioni particolari come quelle offerte dal Maggio Universitario nuorese.